È stato un mix vincente tra un inguaribile visionario e un grandissimo organizzatore. Il mondo della cultura italiana ricorda oggi con profonda commozione e gratitudine il maestro Maurizio Scaparro, scomparso all'età di 90 anni. Tra i maestri della regia del secondo Novecento, direttore artistico della Biennale Teatro di Venezia tra il 1979 e l'82 e successivamente dal 2006 al 2009, colui che fece rinascere il carnevale tra Cagli e Campielli. Così aveva parlato il maestro durante una delle sue ultime apparizioni pubbliche a Venezia nel 2010. Noi qui celebriamo la creatività italiana, celebriamo la fantasia italiana, la voglia disperata di riunire due parole che non si riuniscono mai, che è rischio e libertà, senza le quali la creazione non esiste. Legato al Veneto anche per aver ricoperto il ruolo di direttore artistico del Teatro Olimpico di Vicenza, proprio lo scorso anno a febbraio, la Biennale gli aveva dedicato una mostra per celebrare i 90 anni del maestro, un omaggio con una mostra dal titolo quasi profetico, Il Carnevale, Squarcio la nebbia. Il cordoglio oggi del governatore del Veneto Luca Zaia e del presidente della Biennale di Venezia Roberto Cicutto, con il direttore generale e con il consiglio di amministrazione. La Camera Ardente sarà allestita al Teatro Argentina a Roma.